Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal centro sportivo Emiri per la gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C2 di calcio 5 Girone A. Benvenuti a Futsal Emiri contro Club Giudecca. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi una gara importante per entrambe le squadre, la prima del girone di ritorno, come detto anche in apertura, due squadre che ovviamente vogliono fare meglio di quanto hanno fatto nella prima parte di stagione. Andiamo con le distinte di entrambe, partendo dai padroni di casa del Futsal Emiri, con in porta Terzo e Arcilesi, Rappa, Comito, Pecoraro, Guglielmini, Parisi, Sciacca, Furia, Naccari per esserci gli altri giocatori a disposizione di mister Cinzia Orlando. Per quanto riguarda invece il club Giudecca, in porta Lagna, Piacentino, poi Grupposo, Gamnicchia, Cordaro, Liparoti, Giurlanda, Magagliotti, Iovino, Incalcaterra, Angileri e Cialutte. L'allenatore è mister Rudy Corrao, uomo d'esperienza del futsal siciliano e non solo. Per partire la gara iniziano anche a spuntare le nostre grafiche qui in un soleggiato campo Emiri. Il sole proprio ci sta lambendo davanti e ci fa da contorno a questa giornata che sicuramente sarà importante per entrambe le formazioni, come ho detto anche in apertura. Porta Piacentino per mister Corrao, possiamo vedere anche Angileri, davanti mi pare di vedere Liparoti, Gammicchia, uomo da controllare maggiormente nel club Giudecca. Ora, prima di iniziare, il direttore di gara di oggi, il signor Ficara, la sezione di Palermo, ordinerà un minuto di silenzio. Pronti quindi per iniziare il primo possesso, che sarà del Futsal Emiri. Se viene confermato ovviamente il possesso palla che in questo momento ha Mattia Pecoraro assieme a Guglielmini, due uomini del gol per il mister Cinzia Orlando. Assieme a loro Comito e Parisi, è partita al primo minuto con Arcilesi in porta. Inizia quindi la gara. Primo pallone in favore del Futsal Emiri. Silenzio qua, infatti all'interno del centro sportivo sono solamente gli addetti ai lavori, sono più che altro fuori i tifosi di entrambe le squadre. Un'abitudine comunque ricorrente quando si parla delle partite qua al centro sportivo Emiri. Attenzione subito a Pecoraro, prova il tiro, fermato, quindi Comito. Non c'è solamente la gara del centro sportivo Emiri, ci sono anche tutte le altre di Serie C2 che oggi iniziano il girone di ritorno, iniziano questo 2025 con Pecoraro che prova a trovare un posto dove scaricare il destro. Ancora il numero 7, il tacco a liberare Comito, fermato, però il pivot del Futsal Emiri prova a scappare Angileri, viene però fermato. La palla quindi è per Arcilesi, giovane, molto giovane anche lui, si fa sentire tanto durante la partita. A Pecoraro, viene per Comito, ancora Parisi, vede Guglielmini, l'idea qua è buona per Pecoraro, ha provato subito la conclusione verso la porta
di Piacentino, invocato dai tifosi del club Giudecca come il migliore nel mese di novembre oltre che di dicembre, quindi comunque attestati di stima per il numero 12, uno dei più chiamati in causa nel Giudecca, una squadra che subisce molti tiri, molti gol, ben 60 nel corso di questo inizio di campionato, nel girone di andata che non è stato favorevole sicuramente ai ragazzi trapanesi. Sono salvati l'anno scorso anche grazie a qualche polemica dovuta a una partita che si è rifatta, vittoria a tavolino a causa un giocatore del Ficarazzi fuori distinta da parte del Giudecca, poi i playout derby tutto trapanese è riuscito per essere più corretti con l'accordo di genere, è riuscito a portare a casa la permanenza in Serie C2. Se la Ficara comincia a contare, se ne va e sono nel frattempo qua al campo Emiri. Lo ringraziamo perché qua il campo è praticamente esposto alla luce solare. Pecoraro anticipa senza fallo con Guglielmini. Pecoraro pensa a andare col destro, ancora lui non riesce a girarsi per trovare spazio. Comito, ancora c'è Pecoraro che ha provato in spaccata, ottima l'idea, poi viene segnalato un fallo cumulativo, quindi per il club Giudecca, fallo su Pecoraro che stava comunque andando forte verso la porta di Piacentino. Sarà uno dei duelli di questo match, quello tra il numero 7 e l'estremo difensore della squadra trapanese. Angileri insiste ancora lui, può andare Angileri, Gamnicchia si è proposto a destra ma ritorna bene salvo Guglielmini, ancora lui, Guglielmini guarda la porta, deviazione decisiva del numero 11, la formazione ospite Margagliotti. Attenzione a questo calcio d'angolo, già battuto. Parisi, dove c'è Comito, poi il numero 6 può pensare a ritornare da Pecoraro, deviazione da parte di Gamnicchia, miglior marcatore della stagione del Club Giudecca, autore anche il primo gol della stagione del Club Giudecca proprio contro il Futsal Emiri, però ovviamente in casa dei ragazzi in maglia rossa. Fa il tunnel, provato, è riuscito di Parisi su Angileri, ma senza colpo ferire. Era Angileri, la giocata di Angileri, fallo di Comito che però si è fatto male nel tentativo di eseguire l'intervento, quindi subito il signor Ficara va a sincerarsi le sue condizioni sotto la nostra postazione. Fallo di Comito, giusto, neanche protesta il numero 6 che però si era fatto male nello scontro con Angileri. Sinistra, ancora, Matti, vieni da me, Matti. Angileri sul punto di battuta va proprio verso la porta, forse almeno sul secondo palo questo pallone di Angileri. Corre Pecoraro dall'altra parte, esce Piacentino con i piedi fuori all'area di rigore, riesce a dire no. Dall'altra parte la corsa di Paroti, spinta Angileri, non c'è niente per Ficara, può andare quindi Parisi, dove c'è Pecoraro, ancora lui! Mediazione finale di Guglielmini, fatto sta che l'Emiri è in vantaggio 1-0, contropiede viziato da quell'intervento regolare su Angileri. Il duo Pecoraro Guglielmini, sempre loro, 1-0. Continuiamo, non ci fermiamo. Sesto che si è appena concluso, Futsal Emiri che è in vantaggio grazie alla rete di Guglielmini, e sul secondo palo ha ribadito in gol il tentativo che secondo me comunque già andava in porta di Pecoraro. Sicuro però comunque Guglielmini
Attenzione, nel frattempo ancora la Giudecca che prova quantomeno a reagire. Altro contropiede, ancora Pecoraro, Guglielmini! Lo stesso asse di 30 secondi fa. Guglielmini mette dentro sul servizio di Pecoraro, 2-0. Guai a dare per morta la partita, ma intanto è l'inizio che voleva mister Orlando. 2-0, la doppietta di Guglielmini. Pecoraro fa doppietta di assist. Ancora Angileri, torna indietro, si perde dalle parti di Arcilesi. Gol numero 15 e numero 16 del campionato di Guglielmini. Questo sicuramente di una fattura ancora migliore rispetto al precedente, dove rubato anche, possiamo dire, utilizzare questo termine, seppur con un'accezione meno negativa del solito. Gol a Pecoraro, attenzione qua al Club Giudecca che prova comunque a reagire con Gammicchia. Come dicevo, Gammicchia è veramente il miglior marcatore del Club Giudecca, 8 gol, assieme a lui Angileri poco dietro con 7. 2-7 invece è finita la gara d'andata tra Giudecca ed Emiri. Un vittoria che aveva dato tanta fiducia all'operato della squadra di mister Orlando. Poi qualche battuta arresto di troppo, ma se analizziamo la classifica più che altro sono arrivate con le squadre che addirittura sono sotto al Futsal Emiri, e questo è il principale rimpianto di mister Orlando, perché poteva essere un campionato in linea con le aspettative e soprattutto con le squadre di testa, perché la qualità, possiamo dire senza particolari problemi, che deve sicuramente è quella. Controllo di Pecoraro, Comito guarda la porta, poi preferisce appoggiarsi a Parisi, si allontani dalla porta di Piacentino, già bucato 2 volte. Poi attenzione a questo lancio di Pecoraro, una diagonale a trovare Guglielmini, poi prova a correre dalla parte sinistra del campo Gammicchia, può battere per Parisi. Finito il nono di gioco, Emiri che nel corso del sesto, tra il sesto e il settimo per essere più precisi, ha trovato i 2 gol di Guglielmini, che in questo momento stanno valendo il doppio vantaggio. Questa prima gara di campionato del 2025. Lei dietro, Salvo, lei dietro! Ma sul destro viene fermato da Guglielmini. Parisi, poi c'è Pecoraro, ancora Pecoraro fermato, c'è un fallo però non fischiato prima, rimasto a terra in un intervento con Parisi. Gammicchia che si tiene la spalla, ora viene rialzato da Parisi. È un fallo, appunto, come stavo dicendo poco fa, è stato l'intervento che ha portato poi il miglior marcatore della stagione del Club Giudecca a sbattere violentemente verso la recinzione del campo Emiri. Arcilesi mette in moto Pecoraro che da pivot qual è serve Guglielmini. Comito, Parisi, andare Comito, ancora il 6, imperversa la metà campo avversaria, Comito aspetta e poi Parisi, fermato Arcilesi, spinto da Guglielmini. Si arrabbia il numero 8, viene richiamato alla calma dal suo personale pubblico. Massimo Gammicchia rischia il numero 3, poi torna dove c'è ancora Aiulo, perde palla, Parisi l'ha provata subito, la conclusione numero 11.
Ancora palla per il Club Giudecca. Liparotti viene fermato da Comito Appena ci sei. Margagliotti. Gammicchia. Gammicchia viene fermato. Margagliotti torna al numero 3. Giurlando e si fa vedere. La palla è buona ancora per il numero 9 Liparotti. Cambi per il mister Orlando. Il primo a uscire è Pecoraro. Sembra anche un po' in debito di ossigeno. Pera a entrare al suo posto, classe 88, Umberto Pera. Attenzione adesso la corsa di numero 10 Giurlanda. Giurlanda, giovane, con la personalità. A passare la 10, viene chiamato anche ai suoi tifosi che sono oltre la recinzione del campo Emiri. Attenzione al tiro poi di Liparotti. Esce sul fondo il tentativo del numero 9 Arcilesi. Chiama calma, non invoca tanto alla corsa il buon Guglielmini. Però sbilanciato da Margagliotti. Ma non c'è niente per il signor Ficaro. Per ripartire allora proprio l'11. Gammicchia. Margagliotti. Si propone la parte sinistra del campo Liparotti, che ritorna nella zona da campo. Vede come miglior soluzione Giurlanda. Viene fermato però da Guglielmini, che ha fatto un ottimo recupero. Parisi. Dove c'è Comito. Non è lui. Comito! La parata di Piacentino. Bravo qui Alessio Piacentino. Raga, intermedio. Va sempre per lui. Ora! Sali! Insiste ancora Piacentino nel cercare Giurlanda. Cambia adesso ancora per mister Orlando. Entra Sciacca. Esce Guglielmini. Quindi fuori i due gemelli del gol, che anche oggi hanno dato la loro migliore prova di forza nei primi minuti di questa gara. Giurlanda prova a mettere il pallone al centro, viene fermato da Sciacca, che sicuramente è anche lui un giocatore prettamente offensivo, ma ha maggiori qualità di contenimento rispetto ai due che sono usciti. Stessa cosa vale per Per. Adesso la conclusione. Numero 13 Iovino, spazio anche per lui, ma non c'è il signor Ficara, che era a correggere una cosa nella panchina di mister Rudy Corrao, ex Marsala, con la quale ha trovato negli ultimi 2 anni 2 finali playoff di Serie C2, entrambe perse, prima contro il Bonifato Alfa e poi contro il Ficarazzi Calcio a 5, una maledizione. Poi la scelta di passare al Club Giudecca, Marsala che non sta ripetendo le ottime prestazioni degli ultimi anni, infatti si trova proprio vicino al Club Giudecca, lì nella zona pericolosa della classifica. Pericoloso come questo pallone perso da Parisi. Sbaglia Giurlanda, riprende palla allora Sciacca, e torna da Parisi, che di prima intenzione trova Pera. Ancora Pera, torna da Parisi. Piacentino, bravo a coprire lo specchio. Gli applausi ironici del numero 12, che prova a dare una strigliata ai suoi, visto che qua Parisi se n'era andato benissimo alla difesa del Club Giudecca. Così come Sciacchia, che prova il tiro. Un'altra volta Piacentino deve fare la parata. Quarto d'ora, siamo oltre la metà quindi del primo tempo. Prova la conclusione subito Pera. Poi Parisi deve mettere il pallone fuori sul rilancio verso Iovino. Giurlanda, Iovino, Margagliotti, giro palla in questo momento del Club Giudecca. Viene da una sola vittoria nelle ultime 5 contro il Bonifato Alcamo, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la corsa alla salvezza.
Attenzione ancora a Giurlanda e perde palla. Può correre Sciacca, non esce De Centino. Sciacca lo salta e deposita il gol. 3-0 Emiri. Ma forse poteva anche abbozzare in uscita Piacentino, ma è bravo Sciacca a crederci e trova il 3-0. Senza salire troppo, errore non c'è motivo di Giurlanda, il 10 perde palla, Sciacca se la ritrova poco più indietro rispetto al fischietto del tiro libero, non è riuscito Piacentino per chiudere e poi il 12 si è fatto saltare da Manuel Sciacca Pizzica soltanto. Ok. dopo la doppietta di Guglielmini, e quindi la rete del numero 13. Giurlanda adesso prova a riscattarsi, ritorna dove c'è Jovin. Ancora Bravo, Sergio. non è per Margagliotto. Cambio favorisce la rete del 3-1. Pallone arrivato in maniera casuale in area di rigore, gol di Grupposo appena entrato. 3-1. Dai, tranquillo, gioca tranquillo. Troppa nonchalance forse. La modalità con la quale è arrivato dentro l'area questo pallone pericoloso che Grupposo trasforma in gol. Adesso altri cambi per mister Orlando, dentro Naccari e Rappa. Sì, ovviamente servono anche a far rifiutare le prime linee, ma al tempo stesso bisogna stare attenti perché il Club Giudecca non vuole lasciare la partita quando siamo ancora nel 19esimo di gioco. Sempre Margagliotto, dove c'è Jovin. Margagliotto, sempre al 13 che guarda un'altra volta Grupposo, viene fermato il numero 2 Sciacca, va nella parte mancina dove c'è Naccari, imperversa Naccari, ritorno dove c'è Sciacca, Naccari, il controllo, aspetta la soluzione migliore il numero 16 che preferisce controllare il pallone, conservarlo, entrare adesso in aria, Pera, lo domestica e va da Sciacca, fermato, Rappa, salta tutti, dove c'è Naccari. Conclusione pericolosa, ma che non sortisce alcun effetto. La Giudecca che riparte. Jovin, Grupposo, entra dentro da campo avversario, ancora Grupposo, incredibile! È passato in qualche modo, poi ha travolto Capitan Rappa. Il pallone sembrava poter entrare dentro, poi incredibile l'errore sotto porta di Chalup, numero 90 del Club Giudecca. Si rialza Capitan Rappa, deve essere passato il pericolo. Palla adesso proprio per lui. Incredibile falla nella metà campo del Futsal Emiri, un Grupposo che adesso si rende l'uomo più pericoloso in campo per il Club Giudecca dopo il gol segnato dal pallone che è arrivato al centro di Margagliotto. Margagliotto, ormai è lui in campo dei 4 che hanno iniziato la partita per il Club Giudecca. Ancora palla per Jovin, colpisce l'altro numero 13 Sciacca sotto la nostra postazione. Palla per il Futsal Emiri, può ripartire Pera con calma da Naccari. Sciacca, ancora lui, prova le giocate, ottima idea per andare dove c'è Naccari, poi non si intendono subito Margagliotto e Chalup. Controllo ancora difficoltoso, Rappa, Arcilesi, rischia, colpito, fallo. Si lamenta il pubblico, fallo di Grupposo che travolge l'avversario Arcilesi. 22esimo in corso dei 30 previsti
di questo primo tempo. Ancora Grupposo insiste, e che arriva Cialup, Arcilesi che poteva spazzare, ancora tanta confusione. Bravo comunque qua il portiere del Futsal Emiri, e c'è time out. Mattia, vieni. Il risultato Gaetano Arcilesi. Adesso piccolo time out, tanto piccolo comunque non è. Stiamo parlando di una gara che adesso sta vivendo un'importante intensità, quindi questa pausa tecnica secondo me anche per Mister Orlando serve per far resettare un po' le idee ai suoi e rassettare soprattutto la mente dei suoi uomini, che sono sembrati completamente in dominio nei primi 15 minuti. Poi quel gol di Grupposo, una falla all'interno della metà campo del Futsal Emiri, nel meccanismo di difesa dei ragazzi di Mister Orlando. Adesso ovviamente c'è un momento di pausa dovuto anche a resettare un po' l'idea, come ho detto poco fa. Futsal Emiri 3, Club Giudecca 1, doppietta di Guglielmini e rete, in questo caso del 3-0 di Sciacca. Poi Grupposo ha ridotto lo svantaggio, ancora avanti di 2 il Futsal Emiri, però ovviamente con meno sicurezza rispetto alla prima frazione. La prima parte di questa prima frazione. Naccari, lo c'è Pecoraro, ottima idea, se ne va Pecoraro, trattenuto con fallo nettamente da Margagliotto, giallo per il numero 11 che neanche fiata sa di aver commesso un'ingenuità, ma non nel fallo più che altro, ma nel farsi scappare con così tanta facilità. Pecoraro si lamenta, anzi il numero 7, che vorrebbe qualcosa di più rispetto alla semplice ammonizione, anche se lì il regolamento dice questo. Il regolamento interpretato benissimo dal direttore di gare, il signor Ficat, della sezione di Palermo, che adesso conta i passi. Ora è Piacentino, che viene richiamato anche da Margagliotto e Gammicchia. Sono loro in barriera, va Sciacca, Piacentino, un gatto, vola. Sembrava presa in controtempo, colpo di Reni del numero 12. Attenzione ancora a Pecoraro che prova ad andarsene. Poi fallo su Gammicchia non fischiato, viene segnalato il fallo di mano perché colpisce anche la parte del corpo Gammicchia. Gli applausi del pubblico di Fede Emiri, lamentele del pubblico trapanese. 25esimo in corso, guarda un'altra volta la porta, stavolta non è Sciacca ma è Pecoraro, c'è anche Sarci vicino, ma Pecoraro è un passaggio per Sciacca impreciso e può ripartire il Club Giudecca. Attenzione alla corsa di Gammicchia che viene fermato da Rappa, ultimo tocco che è del numero 5, indica la bandierina, a me sembrava fosse di Gammicchia. Poi non si intendono comunque il numero 3 Margagliotto. Margagliotti, palla per Rappa, fermato da Gammicchia in maniera regolare. Sciacca torna dove c'è Rappa. Naccari, Rappa d'esterno, trovare Pecoraro. Prova l'imbucata, viene fermato. Grupposo è in aria. Grupposo esterno della rete. Era la grande occasione per il Club Giudecca. Fischia, ma è ironica il pubblico del Futsal Emiri che adesso deve reagire, anche perché Grupposo stava per fare doppietta. Sbaglia Pecoraro, quando era il Cialup che perde troppo tempo. Naccari, era come se Pecoraro volesse
tutto da solo, ha le qualità ma a volte non bastano. Attenzione a Pecoraro, prima che arriva al centro, c'è un cambio in porta, c'è più Piacentino, forse un problema per lui, entra il numero 1 Alagna. Sei bene, Matti. Non ho visto bene quando è arrivato il cambio, so che comunque fino al momento della punizione c'era ancora Piacentino. Cioè sia un cambio dovuto a un problema fisico più che un cambio tecnico. Manu! Sciacca, poi ti metti tu, pivot, Sciacca. Poi, Manu, vai tu avanti dopo. giro palla, in questo momento del club Giudecca. Sempre grupposo a fare spalla a spalla con Rappa. Sciacca mantiene il possesso, grazie anche a Guglielmini che prova a imperversare. Sempre il numero 8. Torna dove c'è Sciacca. Si propone anche Rappa, non c'è nessuno dietro per le Miri. Rappa, sulla fascia sinistra. Prova il tiro. Viene fermato. Sciacca, rifai vieni poi. Su pari numero in Calcaterra. Sciacca, Rappa, Girala, girala. vede Naccari nel rigore, esce Alagna, ancora Naccari, è fermata Alagna che può ripartire. Fai fallo del torneo. Non più. Lo scambio con il numero 10 non funziona. Attenzione a Sciacca, prova il tiro, risponde inginocchiandosi un'altra volta Alagna. Doppia parata per il numero 1 del club Giudecca. Attenzione poi al tiro di Guglielmini che prova, ancora il numero 8 Ricomincia. Rica. Comito, Naccari, Calma, se non c'è ricomincia. sempre il numero 16, va dove c'è Manuel Sciacca, A sinistra. ancora Comito, 2 volte. Senza rischiare. Ciao, bene i cambi, È rossa. Entra in campo Comito, anche Pecoraro. Potesse essere questa rimessa assegnata al club Giudecca. Grupposo, fermato da Pecoraro. Attenzione, discussione tra Grupposo e Comito. Si lamenta per quella rimessa assegnata. Tutti detto a Grupposo che poteva restituire il pallone. questo è il netto nostro. Facciamo la partita. Sbagliamo 2 su 2. Ha sbagliato lui. Può battere quindi. Pensa a Guglielmini, riprende palla, poi non è abile nel trovare Pecoraro, viene colpito da Incalcaterra. Anche Giurlanda lì nei pressi del pallone. Oh, siamo al 30esimo. A beccarsi Avanza, portala. Comito e Grupposo. Siamo arrivati adesso nel tempo di recupero, 30esimo superato da 15 secondi ora. Credo che si andrà solamente fino al 31esimo per il time out assegnato in favore del Futsal Emire, quindi per 60 secondi di pausa. Vediamo Pecoraro che riprende palla, ancora il 7, Pecoraro va sul destro, non scarica ancora il tiro, non riesce a trovare spazio, va da Comito. Guglielmini riflette il Futsal Emiri, Guglielmini va da Pecoraro, lo scambio con Comito non si chiude. Pecoraro ancora da Comito, un po' troppo lungo il pallone che mantiene in campo, anzi no, fatto sta che c'è il duplice fischio del signor Ficara. Finisce il primo tempo 3-1 in favore del Futsal Emiri, doppietta di Guglielmini e gol di Sciacca a spaventare i ragazzi di mister Orlando e Grupposo sulla rete del 3-1. A tra poco.
Scontro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala Cus di Palermo. Si chiude il 2024 per Cus, Palermo e Sporting Alcamo. Due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il Cus Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio. Lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere l'Opiparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del Cus Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora il quintetto bianco-blu di calciare, conclusione di Parrino respinta da Lopiparo, poi tentativo di Guarino dalla distanza sugli sviluppi di una palla inattiva e sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del Cus Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana. Proprio poco prima della fine del primo tempo c'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lopiparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol che porta per la prima volta sul +2 il Cus Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del Cus Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2 contro 0 con la palla per Quinario a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete e l'esultanza, il 4-1 per il Cus Palermo, che scappa bene il punteggio ancora con Mirko Guarino, che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il Cus Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Ciccio Lopiparo con una grande parata, poi ancora un contropiede, questa volta Biscari non può sbagliare, Biscari non sbaglia nel gol del 5-1, marca ancora il tabellino dei goleador il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il Cus Palermo. Qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora Cus Palermo che attacca con la palla messa in mezzo e la rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario, che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano, che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza ad Ascianna, ma non c'è più tempo, torna a vincere il Cus Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Marco lo conosciamo tutti, queste partite poi lui se esce fuori per l'avversario sono brutte notizie. Oggi è stato un grande capitano, ha trascinato la squadra, è riuscito a portare questa vittoria a casa, ma sono stati bravi tutti a reagire, perché non è stata una partita facile, è stata una partita difficile. Loro difendevano bene, aspettavano di uscire fuori con i contropiedi e ci hanno fatto male con molti contropiedi, però l'abbiamo portato a casa e questa era la cosa importante. Ora un turno di riposo per voi, anche in vista di queste vacanze natalizie. Come ha visto la squadra in questo primo spaccato di campionato? C'è ancora tanto da lavorare, sbagliamo ancora molto, però
cercheremo di migliorare. Adesso abbiamo un mese, quasi un mese di sosta, ma riprenderemo l'11 gennaio a Barcellona, a Messina, per l'ultima riandata, quindi avremo un po' di tempo per lavorare con serenità. Era importante vincere appunto per stare sereni, adesso dobbiamo lavorare ancora di più perché ci aspetta un ritorno ancora più competitivo e più difficile. Rialzare la testa dopo un mese complicato, due squadre che vogliono tornare a respirare vittoria. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio da Federico Aldarella, stadio Alberto Licaoni, 14ª giornata e penultima d'andata del campionato di eccellenza siciliana girone A super giovane, penultima, 12 punti, molto in difficoltà, ma entrambe hanno una gran cosa in comune nonostante gli 8 punti di distacco da Chinnici. Pallone perso, occhio a Torres Martinez con la porta vuota. Orozco si opposta alla grappa di Valero Maltese, contatto in aria, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e non ha fischiato. Altro episodio molto dubbio di questa gara. Kinnicic, Maltese a terra, ma il San Giorgio gioca anche in uno in meno. Torres Martinez prova il destro, largo, adesso tutti infuriati. Graziano su tutti a parlare. Prima di entrare in campo Chinnici ha corso le punizioni rispettivamente alle mattonelle. Va Chinnici col sinistro, rientra per Visconti! Man mano, ci mette la mano e mette in calcio d'angolo. Grande intervento del portiere della super giovane e Mazzola adesso si può battere con Pace che alza le mani, va a sventagliare al limite per Chinnici che si coordina e palla che scende ma non si abbassa. Corso con la sventagliata d'altra parte, salta Torres Martinez, Ginel ha toccato ma è scivolato, allora passa Torres Martinez che poi va col destro, chiude Marrone, cross di Ginel verso Cotugno di testa, Sisè, ancora Mendia, lavora su quel binario la super giovane, finta di Mendia che manda al bar Visconti che è l'unico momento di questa gara, poi Cabrera prova il destro, largo, prova Stiamo riprendendo qui dal centro sportivo Emiri, inizia adesso il secondo tempo tra Futsal Emiri e Club Giudecca, pressione altissima ai ragazzi di Mister Orlando dopo questo mezzo errore di Gammicchia che si è trasportato il pallone fuori. Emiri che riparte con in porta Arcilesi, sono gli stessi che hanno finito il primo tempo. Comito, Sciacca, Pecoraro e Guglielmini. Ora sì! Mentre per quanto riguarda i ragazzi di Mister Correo, in porta c'è ancora Lagna che è subentrato nel corso della partita Piacentino. Poi scelta ricade qua su Giurlanda, di Paroti, Calcaterra che si prova addirittura a conclusione. E attenzione a questa corsa e può portare Pecoraro, il pallone è ancora in campo, Pecoraro non riesce a servire Sciacca, la palla è buona per Guglielmini, un siluro di Salvo Guglielmini, 4-1 e tripletta per lui. Dai! Che siluro di Totò Guglielmini, gol numero 17 del suo campionato. Attenzione anche in ottica capocannoniere, certo al termine della prima parte di stagione è stato il giocatore del club Olimpia di Castellammare, ovvero Agugliaro, a terminare davanti a tutti la classifica marcatori con 23 reti. Capocannoniere d'inverno, attenzione nel frattempo il gol del club Giudecca, bellissima azione, la rete di Calcaterra, passaggio di Giurlanda illuminante. Aggressione sulla palla, sali! 4-2, due gol nello spazio di 120 secondi all'inizio di questa ripresa. Prima Guglielmini con un siluro, poi in Calcaterra che rende nuovamente meno amaro lo svantaggio. Tornano a 2 le distanze tra Emiri e Giudecca, le stesse con le quali ci eravamo approcciati a questo secondo tempo. Guglielmini, si vede che ha un click in più. Pecoraro, ancora lui, insiste, Pecoraro, la parata di Alagna che dice di no.
allungando la parabola del destro di Pecoraro fuori dalla sua porta. Esci, Matteo! Via! Temporeggio! Guglielmini. Sciacca, fermato senza fallo. Può ripartire quindi Giurlanda. Va bene! Girati, troppo il pallone. Marco, sali! Comito. Filippo, stringi! Guglielmini. Bravo, bravissimo! Controlla Pecoraro. Servi, Palla c'è Sciacca. Difende Gammicchia e poi Pecoraro qua. Viene colpito in maniera irregolare da Gammicchia, giallo per il numero 3. Sofferente, stia Pecoraro. torniamo! Qua ha visto che la soluzione migliore era proteggere il pallone e sperare nel fallo. È avvenuto proprio questo. Calcio di punizione per il Futsal Emiri, c'è Comito sul punto di battuta. Rischia il signor Ficara. Comito prova Alagna, non era male, caso terra Avvicinati Matteo! alla destra di Alagna. Sì, Marco! Sciacca preferisce tornare da Comito. Ancora il 13 in mezzo alle due linee, i giocatori del Club Giudecca. Ancora lì Parotti fermato, quindi calcio laterale per il Club Giudecca in calcaterra dove c'è Giurlanda. Scarica e muoviti, entra Matteo! Ancora il 5 riesce ad andare dove c'è il Sali su! tentativo. Matteo, sali! Fallo mangiare, Gammicchia. Matteo! Appizzati! Ricordiamo il miglior marcatore stagionale del Club Giudecca con 8 realizzazioni. Appizzati, un pannello! Ha segnato anche nel corso della gara inaugurale di questa stagione 24-25 proprio contro il Futsal Emiri. Con palla Guglielmini senza fallo. Pecoraro è a terra però Gammicchia. Pecoraro poi mette il pallone fuori. Il Parotti ha detto alla panchina che si è girata la caviglia di Gammicchia. Non è stata una dinamica chiarissima. Sappiamo solamente che al quinto di gioco c'è un problema serio per mister Corrao, che rimane a terra il numero 3. Momento che viene quasi preso come un time out. Rialza Gammicchia, ma non credo che ce la faccia continuare. Viene richiamato in panchina. Sicuramente per ora non sa la partita. Torna Iovino, il pallone viene ridato ad Arcilesi che lo stoppa anche con le mani. Vai! Come? Samu! Comito, palla lontana, lo scontro tra Guglielmini e Iovino. Lo sta quasi per chiamare in causa Comito a Guglielmini, autore già di 3 gol oggi. Iovino per sé e per noi l'ha stoppato. Stellini anche per lui. Comito, Parisi, ma è vuoto, riprende Alagna. Sali! Iovino, Raimo, non qua il numero rischiare! 5, con calma. Dai, mi muovo, veloce! Iovino rischia qualcosa, quindi a sinistra per Giurlanda che però perde. Parisi contro il portiere, grande parata un'altra volta di Alagna. Falli a 0, segnalato anche al signor Ficara. Allora, per Guglielmini ha avuto l'occasione per tornare avanti di 3. Il Futsal Emiri con Parisi, bravo a rubare il pallone a Giurlanda, ma non a battere un attento Alagna. E la corsa sulla destra di Iovino a cercare in questo passaggio filtrante il numero 10 Giurlanda. Palla per Arcilesi, con calma rimetterà in moto i suoi.
Parisi. Vai! Ancora Parisi. Che era per lui. Sali con la palla. Era sicuramente per Tranquillo. Pecoraro. Tranquillo. Ha avuto qualche difficoltà nel controllare il pallone. L'autore del gol del definitivo. Per ora 4-2. Dai, Quantomeno giriamo. il parziale, perché se sarà definitivo lo scopriremo solamente a breve. Scarico Va a solo. girarsi Liparotti. Ancora il 9. Arcilesi è bravo, è attento a stoppare questo pallone. Poi Parisi di tacco non riesce a servire Comito. Sempre Liparotti, trattenuto senza fallo. Pecoraro prova a scappare in calcaterra. Riprende il pallone Giurlanda, che con una corsa spesa bene taglia fuori Pecoraro, che è bravo a non commettere fallo, quantomeno a guadagnare questa rimessa. Il male minore concesso da Giurlanda. Guglielmini, Vai. pressing adesso molto alto. Club Giudecca, Vai qua Giurlanda. che non ha ovviamente un atteggiamento passivo, vuole recuperare questa gara. Ora caimo. Ancora Giurlanda, insiste. Giurlanda, Arcilesi in due tempi dopo anche la deviazione di Guglielmini. Era già in tuffo il portiere del Futsal Emiri. De Parisi, vede Guglielmini, grande palla, ritorna Guglielmini, va da Pecoraro, sempre il numero 7, non riesce a andare liberamente verso la conclusione. Ancora Liparotti, sempre il 9, colpito, e poi Sciacca devia. L'ultima volta lui Liparotti. Sì. Parisi per Comito. 40esimo adesso, mancano ancora 20 minuti alla fine della gara. Può andarsene Pecoraro con un gioco di prestigio che però non riesce assolutamente. Gira. Scarica bene. Giurlanda. C'è Margagliotti. Deviazione un'altra volta di Iovino. Abbassa dai giocare. E ti compagni. Perché rischiamo. L'ultima è di Comito. Dovrebbe essere calcio d'angolo, è così. Ce l'hai. Ma vuoto Margagliotti. Galagna quindi. Stoppa Guglielmini. Pecoraro. Comito. Attacco di Comito. A trovare Parisi. E ancora Pecoraro. Fermato la Lagna. Contropiede per Giudecca. Prova a ripartire con un altro errore per il Giurlanda. Temporeggio. Se ne va Parisi. Aiutiamo Pagano tutti. giocata. Parisi. Il destro. Alagna. Bravo e attento un'altra volta. Ciccio, la chiuda là. In mezzo. Sciacca. Va a girarsi Sciacca. Colpito da Liparotti senza fallo. Può scappare quindi il 9. Attenzione a Liparotti. Sulla fascia sinistra. Può rientrare. Non c'è mai un intervento falloso. E si lamenta proprio di questo Liparotti. Poi Sciacca. Intonato con malizia ma senza fallo. Caccialupo. Iovino. Per Margagliotti, impreciso, però il tentativo a favorire la presa di Iovino che era lì a destra. Margagliotti sempre a Iovino, c'è Sciacca però che fa buona guardia di questo pallone. Sciacca decide di indietreggiare, Rappa, Parisi, Sciacca, anzi Guglielmini si appoggia dietro, c'è Rappa, Parisi, ancora al numero 8, Parisi voleva la corsa di Guglielmini a rientrare, la palla bene ripresa però da Margagliotti, ha provato poi il tiro Iovino, Gira di qua, equilibrata, Italiano. Cialupo, Cialupo, c'è tatuaggio il nudo del Salt Boys, primo club di Messi.
Vai Samu! Vai Samu! Colpaccio sinistro. Lascia scappare poi pallone Rappa. Ce l'hai qua! Arcilesi. Rappa. Vai! Guglielmini. Buona, Pallone che buona, esce. buona! Azione alta adesso del Club Giudecca. Prende Sciacca. Marco! Peppe! C'è prima un tocco del tetto, quindi rimessa per il Club Giudecca. Sali! 44, sono quasi alla metà della ripresa. Iovino prova il tiro, era più un tentativo per Cialup. Ciccio, balla, Ciccio! Poi Guglielmini ha avuto la grande occasione, si è girato in un fazzoletto, bravo. Ancora una volta Lagna a dire di no. Sta iscrivendo al match con piacere il numero 1. Poi Rappa va a vuoto. Parisi. Sciacca. Ancora Sciacca. In mezzo a 2, in mezzo a 3. Rappa. Guglielmini. Ancora salvo Guglielmini. Lo scambio con Parisi non si chiude. Alagna. Preso un po' in controtempo. Metti il pallone in rimessa laterale. Parisi vuole la corsa di Rappa che per poco non ci arriva. Era una buona idea. Quarto d'ora adesso. Supereremo al termine del minuto in corso la metà di questa ripresa. Sbaglia il pallone Margagliotti che poi rimedia dopo un controllo difettoso di Guglielmini che anzi però era riuscito a prendere questo pallone. Controllo di Guglielmini. Peppe, aiutiamo le Parisi. coperture! Rappa. Samuele, sei troppo largo! Coperture! Rappa. Guglielmini. Via! Parisi ancora dove c'è Rappa. Giro palla con ansia però del Futsal Emiri. La rimessa è degli azzurri. Palla ancora ripresa però Gioca, Peppe! Da per così! Giudecca. Veloce! Margagliotti. Veloce! Cialup. Pallone che si perde però alle parti di Arcilesi. Si siede perfettamente. Sali! No! Rappa. Dai che testa, segui, Peppe! Guglielmini. Sali ancora! Parisi. Vai! Sciacca. Parisi. Allontano. Ancora buono per il numero 13. Esce fuori la palla, quindi rimessa già battuta dal Club Giudecca. Allargati! In questo momento il 32 favorisce ovviamente il Futsal Emilia. In corsa, attenzione ancora a Iovino. La parata l'ha effettuata a Rappa. Ci pensiamo dopo ai discorsi di classifica. Intanto ancora Grupposo fermato con fallo. Rappa ha fatto un ottimo anticipo, fallo di Grupposo. Cos'è, signore? Ma che non mangiare fallo? Karim, sali! Quindi fermo a 12 punti. Club Giudecca, attenzione ancora Grupposo. Esce Arcilesi, l'ultimo tocco del numero 2 e infatti rimessa per il Futsal Emilia. Dicevo, Club Giudecca fermo in penultima posizione. Continua. 12 punti. Vai! Bravo! Posizione pericolosa perché garantirebbe la retrocessione in Serie D. Dai! La stessa che appunto il Club Sali Giudecca ora! ha sventato Samu! nell'ultimo campionato, proprio all'ultimo, grazie ai playout. Samuele poi però. Arre! Emili è poco più avanti a dire il vero, con 7 punti, nona posizione. Le aspettative erano sicuramente altre e alte. Emili viene anticipato.
Entra per Cialup. Fermato il numero 90. Contropiede Miri. Rappa dove c'è Guglielmini che in velocità salta il portiere ma non riesce a mantenere il pallone in campo. Rimette in moto Alagna. Grupposo insiste. Grupposo ancora lui. Entra in aria. Grupposo fermato da Arcilesi. Mi sembrava battuto, ma ha fatto un grande intervento, un grande riflesso. Peppe a destra, Peppe! Un'altra volta. Bravo, bravo! Gaetano Arcilesi. Sali! Vai! Facendo davvero una partita clamorosa. Vai, Fili! Facendo rimpiangere Trincel. Si eleva a essere il titolare. Calcio laterale per il club Giudecca. Già battuto Iovino, pallone che non arriva al centro perché Rappa lo colpisce con l'inguine praticamente. Alla sinistra dove c'è Sciacca, anche lui Sciacca prova le giocate, si propone Rappa, pressing di Grupposo, allora verso Parisi, l'esperienza del futsal Emiri. Pecoraro, ancora il set, lui invece è un mix di forza, potenza balistica, la volontà di sfondare. Pecoraro, lo scambio non si chiude con Sciacca. E allora Grupposo, Rappa mette il pallone in rimessa laterale. Prova per un chiusone Gammicchia che sembrerebbe essersi ristabilito dopo l'infortunio subito a inizio ripresa. 50esimo in corso, mancano 10 minuti alla fine. Pecoraro da Parisi. Rappa. Parisi. È lontano, è allontanato da Margagliotti. Cerchiamolo! Stoppa Pecoraro. Andare lui. Parisi. Naccari. Si gira. Naccari! 5-2. Sergio Naccari. Un gol da pivot. A 2, gol di Naccari, quindi riporta a 3 le reti di vantaggio del futsal Emiri. Anche Pecoraro chiama la palla Naccari, non gli serve per il numero 7 che poi non riesce neanche a ottenere la rimessa laterale. L'ultimo tocco è il suo. Liparotti esce un'altra volta fuori dai blocchi Pecoraro. Margagliotti, invece il 9 leva Grupposo, qui Liparotti ancora proprio Grupposo, la giocata per lasciare lì Rappa, gioca con il pallone attaccato alla sola Grupposo, anche Parisi di lui non riesce a rubarglielo. Gammicchia, poi scivolata entra Rappa, fallo è giallo per il capitano del futsal Emiri. 15 ne hanno falli, no, uno lì. Ho visto addirittura Angileri essere praticamente il primo a correre verso l'evento del misfatto, questo fallo commesso da Rappa ai danni di Grupposo, anzi Gammicchia che si allontana. Gammicchia, ricordiamo, ha avuto anche un infortunio nel corso della gara alla caviglia, però dovrebbe essersi ristabilito. Sistema la barriera Arcilesi. Liparotti colpisce Pecoraro, come per Gammicchia che gira, Grupposo a vuoto. Ha fatto delle qualità invidiabili Peppe Grupposo, ma qua
giocatore della sua caratura deve sicuramente almeno centrare, non dico la porta, ma la palla. Parisi, Rappa, Pecoraro, Naccari viene chiamato in causa, poi è ancora buono per Pecoraro, che ama tenerlo tra i piedi, ama tenerlo sotto la suola delle sue scarpette blu per provare il dribbling, e qua però gli viene negato e bene da Margagliotti. Parisi, stessa cosa di Pecoraro, solo che lui serve Naccari. Il pallone era interessante, ma termina sul fondo laterale. Addirittura è Mister Corrao a sistemarla Margagliotti. Gammicchia, è un po' vuoto, Di Parotti deve spendere un passo in più per prenderlo. È ancora buono per Gammicchia. Margagliotti chiede calma Pecoraro e fa bene anche. Di Parotti, gruppo col sinistro giro dove c'è Margagliotti, colpito poi un'altra volta Gammicchia, esiste il 3, lo scambio per favorire Arcilesi. Stai su! Signore! Dai Marco, attaccati Marco! 54 e 20 su cronometro di gara. Non lo può prendere! Ma poi Signore! Time out, signore! non sono capiti Pecoraro e Arcilesi. Il pallone stava entrando in porta. Punizione a 2, ma prima time out. La faccia di Arcilesi è tutto un programma. Ha visto che il pallone gli stava arrivando anche abbastanza violentemente. Parisi stava per coprire la porta, ma comunque da lì il portiere deve essere sicuro. Concedere un gol del genere è sicuramente abbastanza ingenuo. 5-2 quindi però il punteggio. I gol sono stati di Guglielmini 3, poi anche in gol Sciacca e Naccari per il Futsal Emiri. Giudecca che comunque è sempre rimasto in partita grazie anche alle reti di Grupposo in calcaterra nella ripresa. Sistema le ultime cose Mister Corrao, questo calcio di punizione in diretto. Vediamo anche se proveranno il quinto. Sentivo per lottare in panchina, vogliono giocare senza portiere. Vediamo. Sale infatti Alagna. Sale anche lui. E lui il quinto di Mister Corrao, così come avevamo già anticipato. Quindi da qua passa moltissimo. Da questo calcio di punizione in diretto. Sul pallone ci sono Margagliotti, Grupposo e anche Gammicchia. Si abbassa adesso Alagna. Desiste dall'essere il quinto del club Giudecca. Sulla linea diversi giocatori dell'Emiri. C'è anche Di Parotti. Fischia Cucara, esce Naccari, colpisce il tetto del campo Emiri. Adesso sì che sono 5 i ragazzi di Mister Corrao. Margagliotti per Gammicchia. Alagna. Margagliotti torna al portiere che adesso è il quinto. È come se fosse il quinto d'attacco. Ancora Alagna. Il giro palla adesso ragionato. Si muove bene. A rombo quasi il Futsal Emiri. Davanti Pecoraro. Prova una pressione un po' più accentuata Naccari. Nel frattempo gira palla. Sempre con metodicità. Il club Giudecca. Cerca l'errore.
devo usare. Lo sa Alagna, che va adesso dove c'è Grupposo. Naccari si stacca la marcatura in 2 su Grupposo, che esce perdendo palla, e quindi Comito prova addirittura il tiro. Alagna può stoppare, è tornato in maniera preventiva la serie di rigore, e poi l'arbitro ha fischiato passaggio volontario, che il portiere possa ancora toccarla. Guarda. Cerchiamo di capire. Forse il signor Ficara scusa, un errore, non aveva visto che il pallone è stato tirato da Comito, neanche per intenzione, ha pure stoppato il pallone il numero 6. Quella era discriminante. Anch'io ero abbastanza scettico a riguardo, però il tiro da mister subito. Time out chiamato da mister Orlando, 59esimo adesso, si giocherà credo fino al 62 a questo punto. Altro time out. Non aveva visto bene qui il signor Ficara, una direzione comunque ottima da parte del direttore di gara di Palermo. Solo questa piccola imperfezione ha avuto comunque l'onestà intellettuale di ridare il pallone scodellandolo al club Giudecca. Non c'era comunque nessun problema dal punto di vista della pericolosità dell'azione, perché era arrivato ad Alagna e tutti i giocatori dell'Emiri erano a difendere il risultato. 60esimo adesso, siamo a 59-40, si giocherà credo fino al 62, vediamo ovviamente. Mette il pallone in gioco il Futsal Emiri. Sciacca, Pecoraro per difendere il punteggio. Siamo nel tempo di recupero ora. 2 saranno sicuri di extra time. Vediamo se il signor Ficara assegnerà anche qualcos'altro. Pecoraro, Comito. Naccari non arriva sul pallone. Occasione quindi per il club Giudecca, deve rimontare 3 gol. Ci prova con il quinto, ci prova con Alagna. Portiere bravissimo in diversi interventi. Ora però deve cercare di fare quello che lui prova sempre a evitare, ovvero per fare gol. E poi Gammicchia qua si prende il giallo, era già ammonito. Rosso per Gammicchia. Risulta il pubblico di casa. Espulsione pesante questa. Gammicchia salterà la prossima gara. E oltretutto stiamo parlando del miglior marcatore stagionale del club Giudecca. Prende la felpa, esce salutando anche gli avversari. Educatissimo il numero 3, nulla da dire. Due falli ingenui di prendere il giallo, ma da regolamento è giusto così. 61:30 sul cronometro. Espulsione a tempo scaduto praticamente per il Giudecca. Prova Pecoraro, terminerà in 4 la formazione trapanese, a meno che adesso l'Emiri non trovi il gol del 6-2. Comito, Sciacca, rischia il 13. Comito va dove c'è Naccari, anche a lui al centro. Pecoraro 6-2. Si sblocca oggi anche Mattia Pecoraro, mancava al referto il suo gol. Un minuto a partire da adesso. Tornano a essere 5 ragazzi del club Giudecca dopo l'espulsione di Gammicchia per doppia ammonizione. Ammonito la seconda volta per aver impedito la corretta battuta di una rimessa laterale. Trova Liparotti, esterno della rete.
Calcaterra ridà il pallone a Arcilesi, che non ha alcuna voglia di aumentare la pressione e il ritmo di questa gara che ormai sta per avvicendarsi alla fine, alla sua conclusione. Ancora Margagliotti, 6-3, errore di Arcilesi a tempo scaduto, ci può stare, mancanza di concentrazione, si toglie la soddisfazione del 7. Il club Giudecca, la partita terminata, siamo già ben oltre il 63esimo. Grupposo, poi c'è Margagliotti che si scorda il pallone e non c'è più tempo. Il Futsal Emiri vince la prima gara di campionato di questo 2025, la prima gara del girone di ritorno, lo fa contro un club Giudecca Maidomo, ma intanto i 3 punti rimangono qui al Centro Sportivo Emiri. Grazie a tutti per averci seguito oggi. Qui da Gabriele Rispetto è tutto, ricordiamo brevemente punteggi e marcatori, sia 3 per il Futsal Emiri, come vedete anche in grafica, anzi di vero adesso non lo vedete in più, tripletta per Guglielmini, rete poi anche per Sciacca nel primo tempo, Naccari e Pecoraro nel secondo. I 3 gol del club Giudecca sono stati invece segnati nell'ordine da Grupposo, in Calcaterra e infine anche Margagliotti. Gioia personale pure per lui, espulsione nel tempo di recupero, non per condotta violenta o per altro, ma solamente per aver interrotto la corretta battuta di un calcio laterale per Gammicchia. Grazie a tutti per averci seguito, da Gabriele Rispetto è tutto e a risentirci con lo spettacolo del calcio 5.